C'entro anch'io, c'entro anch'io. Oggi C'entro Anch'io ci rivolgiamo a molti di voi che magari sono cacciatori e pescatori. Perché? Perché dai, si sa nelle barzellette, Caçador e pescador, i cönta bale de saur. Siamo tornati da Ottica Renzo a Brescia 2, se si trova bene ci si torna, no? Ottica Renzo, via Aldomoro, numero 32, abbiamo ritrovato Francesca. Francesca, tutto bene? Benissimo, grazie. Mi fa piacere. Senti, ma tu sei diventata mamma da poco? Sì, sono a 6 mesi quasi la mia bimba. Si dorme la notte, insomma, lei perlomeno? È bravissima, io non dormo ma lei sì. Che gioia. Senti, ma guarda qua, prova a leggere qua. Qui. Caçador e pescador, cönta bale de saur. Dai, questo è facile, Sì, dai. I cacciatori e i pescatori raccontano storie. E saur? Cioè di quelle Importanti, di saporite. Ti capita, tu conosci cacciatori, pescatori? No, in realtà no. No, Famiglia? no. Amici? No, vabbè, ma sai le barzellette, no? Che la vola, la lepre diventa una cosa enorme, il pesciolino grande così diventa una balena. Oh, balene, sì. Vabbè, magari pure tu al mare, quando farai un po' di pesca, ti capiterà. E poi lo potrai raccontare alle tue amiche. No. Sì. Caro il nostro ottico bravissimo e professionale Luca, qui ora bisogna applicarsi, Prova un po' a leggere. Caçador e pescador, i cönta bale de saur. Ovvero cacciatori Cacciatori e pescatori e i cönta bale raccontano le sciocchezze, Vengono un po' forti, che non solo loro in Italia, insomma, poi se vuoi fare carriera in certi ambiti devi essere un bravo raccontafrottole, insomma, però tu dai capita, conosci i cacciatori, i pescatori che insomma ingrandiscono un po', danno un po' di pepe ai loro racconti? perbacco, sì, Ti capita e che dicono? Che quando li senti? E quando magari fanno le battute di caccia così, quindi loro devono sempre andare a cacciare tanto, hanno preso questo, preso tante cose così, i pompa un po', dai. Proprio sta nel loro DNA. Oh, amici cacciatori e pescatori, vi vogliamo bene, vero? Che salutiamo, no? Sì, eccoci. Sandra, mamma mia come siamo eleganti Sandra, con la mascherina glitterata, così si dice? Sì, si dice così, grazie. Ragazzi, qui la classe non è acqua. Guarda qua, c'è da studiare qua, leggi. Caçador e pescador, i cönta bale de saur. Ovvero? Allora, i cacciatori e i pescatori raccontano balle. Non so perché. De saur. Sì, lascia, capirai. Sono caduti pure i governi. Purtroppo. De saur. De saur saporito. Tu hai esperienza di questo? Sì, mio papà era un cacciatore e conosco anche dei pescatori e conosco anche i saur. Molti saur. Sì, nel senso proprio rigonfiamenti, gli ingigantimenti nelle storie. Sì, guarda, purtroppo ce ne sono di gente che racconta cose dei saur. Giocava al rilancio, no? Quindi la preda di uno, la piccoletta così, quella dell'altra un pochetto più grande. Pescato, poi alla fine arrivavano a casa magari con... Eh sì, cacciatori e pescatori raccontano frottole, bugie, insomma, belle saporite tante volte, de saur. Si sa che chi pratica questa attività, insomma, esagera sempre nel raccontare le proprie imprese e nel descrivere le prede. Un pochetto, dai, ogni tanto. Confessatelo, amici cacciatori e pescatori. Arrivederci, grazie, sempre qui su Teletutto. Ciao. C'entro anch'io.